Seconda giornata di Vinitaly con i due commissari europei all'agricoltura e alla salute a fare il punto sulla questione dazi. Tenteremo in ogni modo la de-escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha detto a Verona il referente europeo del settore primario. I dazi stanno danneggiando agricoltori, business e consumatori in entrambe le sponde dell'Atlantico e non è nell'interesse di nessuno. È un forte segnale all'apertura delle trattative e del dialogo quello che arriva dal Vinitaly. Creare un asse sempre più forte tra Europa e Stati Uniti è la vera sfida. La sfida perché? Perché l'Europa non si può isolare, perché l'Europa non può pensare di vivere gli Stati Uniti come un avversario, perché se così fosse veramente noi avremmo difficoltà di dialogo con loro, con la Russia siamo bloccati totalmente, con la Cina diciamo sempre pericolo cinese, allora con chi dialoghiamo? In questo momento di grande incertezza e confusione, ICE, l'Istituto per il Commercio Estero che aiuta le imprese italiane sui mercati internazionali, ha preparato un vademecum per rispondere alle domande più frequenti degli imprenditori. Prima di tutto il riferimento normativo, che è fondamentale perché ogni azienda non sa dove andarsi a trovare la norma e l'abbiamo data. La lista e l'elenco delle categorie che sono coinvolte dai dazi, che non è su tutto, ma ce ne sono alcune che sono escluse, quindi per vedere se si è esclusi dai dazi, farmaceutica per dirne una, e poi naturalmente tutte quelle domande ancora che l'imprenditore, soprattutto i medio-piccoli che non hanno accesso a determinate risorse legali, mica legali, possono trovare già delle risposte. Intanto tra i produttori si spera che questo momento di tensione e preoccupazione duri poco e diversi imprenditori stanno avviando un dialogo con gli importatori americani per dividere i costi. Secondo me la strada giusta è il 50-50, cioè se io ho un dazio del 20%, 10% te lo colli tu importatore e 10% io. Ma siccome io sono ottimista, penso che arriveremo a un dazio del 10% che non creerà problemi all'Italia. Nello stesso tempo è anche un incentivo a darci da fare a cercare del lavoro in stati che abbiamo trascurato fino all'altro ieri.